Siamo qui in via del Perloso, Chievo, dietro il centro sportivo Bottagise. È qui che domenica mattina un uomo è stato visto rubare un borsello marrone all'interno di una Mercedes rompendo un vetro e poi allontanarsi nella macchina di un complice. Grazie però alla testimonianza appunto di un cittadino che passava di lì in quei frangenti, le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare l'automobile in zona Fenilona San Massimo, ma la storia non è finita lì. Già, perché Serailo Elde, 27enne veneziano di nascita ma residente a Modena, è da ieri agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di dicembre. Del complice ancora nessuna traccia. L'accusa per Elde è concorso in furto aggravato su autovettura. Elde è stato trovato grazie alla collaborazione di un veronese che ha notato una persona che dopo aver armeggiato vicino a una Mercedes parcheggiata si allontanava con in mano un borsello salendo trafelato a bordo di un'auto guidata dal complice. Il testimone, riscontrando poi la rottura del finestrino lato conducente, ha chiamato il 113 segnalando l'auto in fuga che è stata intercettata poco dopo in località Fenilon San Massimo. All'interno Elde e la sua fidanzata, risultata estranea ai fatti. Nessuna traccia invece del secondo uomo, allontanatosi con parte del bottino. All'interno dell'abitacolo è stato ritrovato il borsello marrone, con dentro 9 carte di credito e documenti di identità, ma non i 2.500 euro che il proprietario della Mercedes ha riferito di avere prima del furto. La fidanzata di Ed così ha aiutato le forze dell'ordine a ricostruire la vicenda, ricordando di aver visto il proprio fidanzato rincasare con una grossa somma di denaro, ha accompagnato la polizia presso l'abitazione. Successivamente si è scoperto che 1.000 dei 2.500 euro del bottino erano stati effettivamente lì, ma ignara di tutto li aveva presi la madre della fidanzata, che una volta avvertita ha restituito il denaro, ma degli altri 1.500 euro del complice ancora nessuna traccia.